Pirandello, Ungaretti, Montalcini, l'Atomica, i blog e selfie al centro della prima prova per gli studenti che oggi si sono misurati con gli esami di maturità. Riunione oggi al Consorzio di Bonifica Agrigento 3. Schifani chiede all'Europa la zona rossa per la Sicilia. Allarme del sindaco di Bivona Cinà, a rischio la pesca. A Canicattì non è possibile utilizzare l'acqua per usi potabili. Rinvio a giudizio per 2 ex sindaci, Nicolini e Martello, per l'immissione di reflui fognari non trattati nel mare di Lampedusa. Sanità pubblica, domani manifestazione a Palermo. Per le imprese siciliane pronta la graduatoria a connessioni, mentre c'è una stretta per i diplomifici anche in Sicilia. Pure un canicattinese nell'operazione che ha sgominato un grosso traffico di cocaina tra Sicilia e Calabria. Sono morti per asfissia i giovani migranti rinvenuti nella botola di una carretta del mare. In arrivo l'ondata di calore che investirà anche Agrigento, l'allarme dei medici e i consigli per fronteggiarla. I 188 anni della fondazione del Corpo dei Bersaglieri all'Orto Botanico di Agrigento. Un saluto da TVA Notizie. Oggi al via gli esami di maturità con la prima prova, quella di italiano, alle 8:30, la diffusione delle tracce che hanno permesso ai maturandi di scegliere tra Pirandello, Ungaretti, Rita Levi Montalcini, l'Atomica, i blog e i selfie, e come ogni anno TVA ha seguito un po' questo importante momento per gli studenti. Siamo all'Istituto Fermi con il dirigente scolastico Santino Lopressi, primo giorno di esami di Stato. Poco fa il ministro Valditara ha dato i codici, si sono potuti così iniziare. Ecco, parliamo di questi temi, ecco come si stanno svolgendo gli esami, insomma il resoconto di questa prima giornata. I compiti sono molto accessibili e quindi voglio dire sono temi che i ragazzi penso avranno affrontato nella normalità, perché sono temi, abbiamo su Pirandello, abbiamo tanti altri e poi temi anche di carattere generale sull'agenda ONU, quindi voglio dire sono temi affrontabili. Per quanto riguarda l'esame, è un esame sereno e i ragazzi devono stare molto sereni, perché noi non facciamo altro che tirare un po' le somme di quello che è stato il percorso di 13 anni, del percorso di vita, quindi non c'è da avere paura e la scuola io penso che sia il luogo della gioia, perché nella scuola si viene per apprendere, per formarsi non solo sotto l'aspetto professionale ma anche sotto l'aspetto educativo. Certo non è il solo luogo dove si apprendono gli elementi educativi, c'è la famiglia, ma ci sono tanti altri luoghi dove si può prendere, però la scuola favorisce questo percorso, un percorso di socializzazione, dello stare insieme, del conoscere tanti amici e poi, come dicevo, di formarsi perché no, già da ora, ad esempio questo è un istituto particolare, che è un istituto tecnico e professionale, quindi alla fine di questo percorso già si potrebbero intraprendere attività lavorative, perché parliamo di tecnici elettrici, tecnici elettronici, meccanici, chimici, odontotecnici, quindi sono tutte professionalità che possono già dare uno sbocco lavorativo. Per chi invece volesse proseguire, tante strade sono aperte per quanto riguarda l'università. Ecco, quindi la scuola, essendo un luogo di questo tipo così importante, deve essere per forza, deve trasmettere serenità. E noi docenti, lo vedo con altre commissioni, mi pare che c'è un clima sereno, un clima proprio di disponibilità totale, fermo restando che deve essere di rispetto delle regole in ogni sua parte. Come si svolgeranno gli esami? Ecco, come saranno? Oggi è il primo giorno, lo scritto di italiano e successivamente? Oggi abbiamo la prima prova scritta di italiano, domani vi sarà la seconda prova che dipende dal tipo di istituto, dalle scelte, quindi dagli indirizzi. Poi si prevede venerdì e sabato le correzioni e da lunedì si può incominciare, tra lunedì e martedì, le prove orali. Quindi io penso che tra il 3 e il 4 di luglio
le commissioni, voglio dire, tranne che non vi siano numeri, diciamo, importanti, si può andare oltre, però normalmente penso che nella prima settimana di luglio tutto può terminarsi, e quindi i ragazzi così a vedere qual è il percorso che debbono fare, prendere un po' di serenità, questo vale per tutti, e quindi penso che non siano percorsi molto lunghi, ecco, quindi in 2 settimane si concluderà il percorso degli esami. Sono stati problemi circa corpo docente, so che diverse scuole hanno avuto queste problematiche, sì, ancora commissari, insomma. Sì, ancora c'è questo problema, che da me ad esempio ancora manca un commissario, penso in altri colleghi, quindi abbiamo questo problema di reperire i commissari. Anche questo deve essere un ripensamento a livello centrale, perché l'assenza di questi, diciamo, di tanti commissari vuol dire che c'è qualche problema e che va affrontato e risolto, perché altrimenti entriamo in difficoltà. Però penso che gli uffici scolastici periferici e quelli centrali sono a lavoro per risolverlo da qui a qualche giorno, perché ancora c'è la possibilità, diciamo, di dare soluzione al problema e quindi poi svolgere normalmente gli esami. E riunione oggi al Consorzio di Bonifica AG3 per quanto riguarda la distribuzione idrica per usi agricoli nell'Agrigentino. Ci sono le interviste. Baldo Giannaputo al Consorzio di Bonifica, oggi un'importante riunione su tematiche che riguardano appunto la quantità di acqua per usi irrigui agricoli. Siamo qua ad Agrigento oggi in una convocazione con le organizzazioni sindacali, appunto sulla scorta dei volumi assegnataci da parte dell'autorità di bacino, di condividere assieme alle organizzazioni agricole quello che è il piano di riparto che noi intendiamo fare nei diversi comprensori per dare la possibilità agli agricoltori quantomeno di salvare le colture, e se c'è la possibilità di poter recuperare, diciamo, un po' di reddito agricolo. Quindi questo è quello che pensiamo di fare. Chiaramente i volumi non ci fanno ben sperare, anche perché quest'anno possiamo solo ed esclusivamente in alcuni comprensori fare solo irrigazioni di soccorso per non danneggiare ulteriormente le piante. Ecco, le quantità da assegnare quali sono? Mi riferisco anche alla zona di Bivona, Naro, la diga Castello. Allora, la diga Furore, San Leonardo, sul comune di Naro abbiamo circa 6 milioni di metri cubi che ci consentiranno di fare una irrigazione tranquilla. Chiaramente noi oggi vogliamo concertare con le organizzazioni sindacali il ragionamento di frenare un po' l'emorragia da parte degli agricoltori e impiantare colture ortive, anche perché l'ortiva è una coltura, è una pianta che ha bisogno di molta acqua, per cui su questo chiaramente noi non ci sentiamo di fare investire soldi all'agricoltore per poi non poter recuperare nulla. Quindi su questo il ragionamento che vogliamo fare stamattina è di condividere con le organizzazioni sindacali e dare comunicazione e informazione agli agricoltori. Sulla diga Castello abbiamo nella disponibilità circa 2 milioni di metri cubi. La scorsa settimana già abbiamo avuto un incontro in questa sede, sempre con le organizzazioni sindacali, dove è stato deciso il piano di riparto, dove 300.000 metri cubi si stanno già distribuendo nel comprensorio di Bivona per dare la possibilità agli agricoltori di salvare la produzione della pesca, anche perché è un'importante coltura in quel comprensorio. L'altro 1,7 milioni verrà distribuito nel comprensorio di Ribera per chiaramente salvare gli agrumeti. Questo già dalla prossima settimana inizieremo la distribuzione. Anche il sindaco di Bivona presente a questa riunione del Consorzio di Bonifica, dove si deciderà appunto la distribuzione idrica, in particolare per usi irriguo-agricoli, dell'invaso di Castello oltre che quella di Naro. La vostra posizione, sindaco? La nostra posizione è quella che in un momento di grande difficoltà, con la dotazione di idrica che è stata assegnata al comparto, diciamo, a monte della diga Castello, del comprensorio pescicolo di Bivona, noi oggi chiediamo una pianificazione delle irrigazioni, perché la pesca ha bisogno delle irrigazioni diverse rispetto alle altre culture, quindi oggi siamo qua al Consorzio di Bonifica per pianificare. Successivamente andremo ad incontrare i vertici di AICA, perché storicamente una parte del comprensorio, diciamo, agricolo bivonese
prende acqua dalla condotta che dalla diga Castello va al potabilizzatore di Santo Stefano, e come abbiamo deciso in prefettura alla presenza di Sua Eccellenza il prefetto, ci deve dare contezza rispetto ai litri secondo che gli agricoltori devono utilizzare per le irrigazioni di soccorso che porteranno avanti per cercare di salvare le piante e un minimo, diciamo, il prodotto di eccellenza che abbiamo, che è la pesca di Bivona. Che produzione prevede quest'anno a Bivona sulla pesca? Ma ci sarà una produzione ridotta perché gli agricoltori stanno togliendo tantissime pesche dall'albero. Se noi con una poca dotazione di acqua, perché noi non abbiamo bisogno di dotazione come quella degli agrumeti di Ribera, per esempio, ha bisogno di 15 milioni di metri cubi. La nostra produzione è una produzione di nicchia che può essere salvata con un po' di buona volontà, ed è quello che stiamo chiedendo alle istituzioni competenti, Consorzio di Bonifica, ATI, e ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto per il sostegno e la vicinanza che ci sta dando. Parliamo di questo incontro che avete avuto con il commissario Giarraputo qui ai Consorzi di Bonifica. Qual è la situazione nel settore dell'agricoltura e se siete soddisfatti di questa ripartizione, diciamo, per l'acqua per uso irriguo agricolo? C'è poco per essere soddisfatti, in quanto le quantità disponibili di acqua sono quelle che sono, le esigenze sono il triplo delle disponibilità dell'acqua, per cui ci incontriamo ripetutamente in questo ultimo periodo proprio per arrivare ad avere quanta più razionalità e quanta più obiettività rispetto, va bene, alle colture. Sulle ortive ci sono grosse difficoltà, va bene, ad aprire, diciamo, un po' la possibilità larga ad avere diciamo, acqua per le ortive, perché principalmente noi facciamo un ragionamento di salvare gli alberi da frutto o agrumeti e quant'altro che sono, diciamo così, un po' è la perdita, il disastro sarebbe il disastro. Chiaramente non è una decisione o un affrontare la problematica senza nessun dolore, senza nessuna difficoltà, però lo stato di fatto è proprio questo: la quantità di acqua è diversa rispetto agli invasi, ma è sempre pochissima, è mediamente un terzo di quello che potrebbe essere, che dovrebbe essere. Io vorrei aggiungere una cosa, se possibile. Oggi purtroppo paghiamo per certi aspetti alcune cose che si potevano fare e che non sono state fatte, e tante altre cose, va bene, che non abbiamo potuto fare. Questo, al di là, non è polemica la mia, va bene, però è un dato di fatto che oggi paghiamo inadempienze. Giovanni Gigli è rappresentanza della Confagricoltura, oggi a questo tavolo tecnico con il commissario Giarraputo e con le altre organizzazioni sindacali sul riparto dell'uso dell'acqua irrigua per uso agricolo. La vostra posizione, Presidente? Come Confagricoltura siamo qui per chiedere di distribuire nel miglior modo possibile l'acqua disponibile. Naturalmente gli invasi sono con la capienza al minimo storico e l'unica soluzione è quella di poter razionalizzare quest'acqua che c'è in maniera da poter dare più irrigazioni di soccorso per non danneggiare quantomeno gli impianti. La situazione è veramente grave e triste, ma non c'è alternativa se non quella di cercare di fare superare questa annata veramente disastrosa. Quindi sarà un'annata, diciamo, che non andrà bene, chiaramente. Ma sicuramente chi si basa soltanto sull'acqua del consorzio non potrà avere tutta l'acqua a disposizione che ha avuto gli altri anni, e già vediamo le calure che ci sono in corso, avrebbero bisogno le piante di notevole apporto idrico, cosa che non è disponibile. Quindi la produzione ne risentirà sicuramente. Ovviamente anche i prezzi che sono alle stelle, ormai andare a comprare, diciamo, prodotti agricoli è diventato, diciamo, impossibile, la frutta, la verdura, a parte che se ne trova pochissimo. Allora, questo è un problema molto più complesso, ma sicuramente se riduciamo le quantità prodotte il prezzo sale, la legge di mercato. È un'ampia pagina quella che abbiamo dedicato all'acqua e alla siccità, c'è una
emergenza, lo dice il presidente della regione Schifani, che proprio per questo chiede all'Europa l'istituzione della zona rossa. Sono circostanze eccezionali. In Sicilia va dichiarata la zona rossa. È quanto il governo regionale ha stabilito di richiedere all'Unione Europea e al Ministero della Sovranità Agricola, Alimentare e Forestale a causa della persistente siccità che colpisce l'isola da circa un anno, una delle più gravi dell'ultimo cinquantennio. La proposta del presidente della regione Renato Schifani, che al momento mantiene anche la delega di assessore all'agricoltura, è stata approvata nella seduta di giunta sulla base di una documentazione che evidenzia la riduzione delle risorse idriche negli invasi e un contesto generale che pone la Sicilia in zona rossa per carenza di acqua al pari di Marocco e Algeria. Una situazione aggravatasi nelle ultime settimane a causa dell'indisponibilità nei bacini di acqua per l'irrigazione. Per il comparto agricolo e zootecnico quest'anno si stima una perdita pari in media al 50% della produzione nello scenario di improbabili precipitazioni estive e addirittura del 75% se queste non dovessero verificarsi. Dopo aver dichiarato lo stato di calamità naturale per danni all'agricoltura il 9 febbraio e ottenuto dal Consiglio dei Ministri il riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale, afferma il governatore Schifani, la situazione di estrema gravità che ci troviamo ad affrontare ci impone questo ulteriore passo per sostenere le nostre aziende agricole e gli allevamenti. Il mio governo, conclude, è impegnato su più fronti per contrastare la mancanza d'acqua. Ma è necessario che tutte le istituzioni, comprese quelle europee, dimostrino concretamente attenzione e sensibilità per una emergenza che va affrontata in modo corale. E ancora la siccità che rischia di fare perdere i nostri migliori prodotti agricoli. Il sindaco di Bivona, Milko Cinà. La Sagra della Pesca di Bivona si terrà quest'anno, sindaco? La Sagra della Pesca la faremo il 10 e l'11 agosto. Già stiamo cominciando a fare il cartellone degli eventi, quindi invito tutti a partecipare, anche se è un anno particolare di grande difficoltà a causa della siccità, però invito tutti a partecipare perché quest'anno ci saranno veramente tantissimi eventi e anche tantissimi modi di degustare la nostra regina che è la pesca a Bivona in modi diversi. Sempre in tema di acqua, a Canicattì c'è stata una ordinanza del sindaco con divieto di utilizzo della stessa per scopi alimentari su tutto il territorio. E come se non bastasse la siccità che colpisce la Sicilia, accade anche che in alcuni casi l'acqua in distribuzione non sia potabile. A Canicattì, infatti, il sindaco Corbo ha emanato il divieto di utilizzo acqua per scopi alimentari su tutto il territorio comunale. Lo ha fatto con una ordinanza con la quale viene vietato l'uso dell'acqua per scopi alimentari su tutto il territorio comunale, una disposizione urgente che è scaturita da una nota dell'Associazione Idrica Comuni Agrigentini, AICA di Agrigento, che ha comunicato che da controlli eseguiti su campioni di acqua in ingresso ed in uscita dai serbatoi comunali, gli stessi presentano parametri non conformi ai valori stabiliti e che in via cautelativa è stata interrotta la fornitura idrica su tutto il territorio comunale. Pertanto, per garantire la tutela della salute pubblica e le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria, il sindaco ha ordinato di interdire provvisoriamente la potabilità dell'acqua in attesa dei necessari interventi per il rientro dei parametri e assicurare gli standard di qualità fissati dalla legge. Parliamo adesso di Lampedusa, dove 2 ex sindaci e altri 16 andranno a processo. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Zampino, ha infatti disposto il rinvio a giudizio nei confronti di 18 persone coinvolte a vario titolo in un'inchiesta sui reflui fognari dei 5 impianti di sollevamento di Lampedusa che, senza alcun trattamento, secondo l'accusa almeno, sarebbero finiti in mare anche
a 20 metri dalla costa. Nella lista degli imputati che adesso dovranno affrontare il processo ci sono i 2 ex sindaci Giusi Nicolini e Salvatore Martello, nonché l'attuale capo della Protezione Civile siciliana Salvatore Cocina. La prima udienza è il prossimo 8 di ottobre. E domani a Palermo ci sarà una manifestazione per la sanità pubblica, è organizzata dalla CGIL e Federconsumatori ha aderito e in una nota spiega perché lo ha fatto. Federconsumatori Sicilia aderisce alla manifestazione regionale a favore della sanità pubblica e contro la frammentazione dell'offerta sanitaria, che certamente sarà uno degli effetti dell'autonomia differenziata appena approvata dal Parlamento. La manifestazione organizzata da CGIL Sicilia prenderà il via domani, 20 giugno alle ore 10 in piazza Parlamento a Palermo. Lo scopo è quello di protestare contro il lento ma costante processo di privatizzazione della sanità che toglie risorse alle strutture pubbliche per darle a quelle private, che sono aziende e quindi hanno il profitto come scopo principale, mentre il Servizio Sanitario Nazionale nasce per tutelare la salute di tutti i cittadini senza alcuna distinzione di tipo sociale, economico e religioso, si legge in una nota. Federconsumatori conclude non è contro la sanità privata, che può essere un valido aiuto a quella pubblica, ma è convinta che la sanità privata non possa in alcun modo prendere il posto di quella pubblica, sottraendo ad essa fondi personali e risorse. Imprese Sicilia è stata pubblicata la graduatoria Connessioni. La regione siciliana dice che è un sostegno all'innovazione per essere più competitivi. Approvata la graduatoria relativa al bando Connessioni, nuovi luoghi per l'innovazione, pubblicato dell'assessorato regionale delle attività produttive. Una misura che stanzia circa 5,5 milioni in favore di quelle imprese che intendono intraprendere un percorso di modernizzazione sia nel modello di business sia nell'accesso a tecnologie avanzate. Sono 20 le proposte progettuali arrivate e, di queste, 10 sono state approvate e saranno finanziate. Altre 2, pur essendo ritenute valide, sono state escluse al momento per esaurimento di risorse. Con questo provvedimento, afferma il governatore Schifani, diamo spazio all'innovazione, per aumentare la produttività, migliorare l'efficacia e rendere la Sicilia sempre più attrattiva rispetto alle nuove esigenze dei mercati. Una misura che rientra nel pacchetto Competitività Sicilia, con il quale contiamo di dare un sostanzioso contributo allo sviluppo e alla creazione di nuova occupazione. Le agevolazioni a fondo perduto sono pari al 65% dell'investimento. Il contributo è erogato per realizzare o sviluppare luoghi di innovazione, fisici e virtuali, come incubatori, acceleratori, spazi di coworking, dedicati all'insediamento di nuove imprese e in grado di offrire supporto imprenditoriale, attività di networking, consulenze sul modello di business, accesso a servizi e tecnologie avanzate. L'avviso rientra nel pacchetto di misure Competitività Sicilia, varate dal governo Schifani per sostenere la crescita del sistema produttivo siciliano. E adesso parliamo di istruzione, perché ci sarebbero delle revoche in vista per quelli che vengono definiti diplomifici. Turano conferma che ci sarebbe un'alta percentuale di irregolarità. Sintonia totale, un convinto plauso e la soddisfazione per il fruttuoso impegno comune con il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha annunciato l'avvio dei procedimenti di revoca per 47 istituti paritari di secondo grado tra Lazio, Campania e Sicilia. Le attività ispettive, dice l'assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale Mimmo Turano, hanno riguardato 70 scuole nelle 3 regioni e hanno evidenziato profili di irregolarità. I diplomi, sottolinea l'esponente del governo Schifani, si guadagnano e si conquistano con l'impegno e la dedizione autentica, non si comprano. Sulla situazione siciliana.
L'assessore specifica che ciò che risulta agli atti è una percentuale molto alta di procedure di avvio delle revoche a causa di rilevanti o gravi criticità in rapporto al numero delle ispezioni svolte. Esprimo apprezzamento, aggiunge Turano, per l'operato del direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro, e soddisfazione per un'articolata iniziativa di contrasto che sarà presto, dice, coronata dall'approvazione del disegno di legge governativo che fissa regole inflessibili sulla regolarità dei percorsi formativi nelle paritarie, atteso all'esame delle Camere. Ciò che stiamo facendo insieme con il Governo nazionale, conclude, è anche a difesa del lavoro degli istituti paritari che seriamente, ogni giorno, formano i nostri ragazzi con trasparenza, correttezza e onestà, oltre che dei ragazzi stessi. Loro vanno aiutati a capire che studiare è un bene prezioso, non un ostacolo da superare con qualsiasi mezzo. C'è anche un canicattinese tra gli indagati nell'operazione Devozione che ha bloccato un intenso traffico di cocaina sull'asse Calabria-Sicilia grazie alle indagini della squadra mobile della Questura di Catania. Vediamo di saperne di più in questo servizio. Operazione Devozione, un'esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania a carico di 13 indagati, tutti destinatari della misura della custodia cautelare in carcere. Gli indagati risultano gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Alcuni di essi inoltre risultano gravemente indiziati dei delitti di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo clandestina. Il provvedimento restrittivo emesso sulla base di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguite dalla Squadra Mobile Sezione Antidroga della Questura di Catania accoglie gli esiti di una complessa e articolata attività investigativa avviata nel mese di giugno 2020. L'indagine ha consentito di acquisire significativi elementi a carico di un sodalizio criminale dedito al traffico di cocaina sull'asse Calabria-Sicilia. È stato accertato che è stata una morte atroce quella che hanno dovuto subire i giovani migranti che avevano tra 18 e 30 anni e che sono stati trovati nella botola di una carretta del mare e sono giunti a Lampedusa dopo essere salvati dalla Libia. Sono giunte sul molo di Porto Empedocle le 10 salme di migranti trovati morti nella botola della stiva del barcone sul quale viaggiavano dopo la partenza dalla Libia. L'imbarcazione con a bordo 54 sopravvissuti è stata soccorsa dal veliero ONG Nadir che l'ha trainata fino a Lampedusa. Una breve cerimonia funebre, poi i feretri verranno traslati nei cimiteri comunali dove la prefettura di Agrigento è riuscita a trovare posto. 3 salme verranno tumulate a Centuripe, altrettante a Villarosa nell'Ennese, una a Bonpensiere, un'altra a Mussomeli nel Nisseno e 2 resteranno nell'Agrigentino, esattamente a Campobello di Licata e a Castrofilippo. Ieri mattina, su disposizione del sostituto procuratore di turno, le salme sono state sottoposte a Lampedusa ad ispezione cadaverica. Secondo quanto accertato, i giovani che hanno dai 18 ai 30 anni sono morti per asfissia. Qualche notizia di cronaca: è stato magro il bottino ma ha generato tanta paura. A Canicattì un uomo che con il volto travisato è entrato in un panificio e sotto la minaccia di un coltello ha rapinato la dipendente chiedendole quanto era in cassa, soli 50 euro. Indagini sono in corso, mentre a Sciacca si è sviluppato un incendio che ha parzialmente distrutto il locale del ristorante Il Porticello, del quale una parte era anche costituita da amianto. Subito c'è stato l'allarme per la tossicità sviluppata nell'aria che ha imposto ai tecnici dell'ARPA di recarsi sul posto per stabilire come avviare le operazioni di bonifica, mentre anche in questo caso indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine. E su quest'ultimo fatto interviene Giuseppe
Giuseppe Caruana, presidente di Confcommercio di Agrigento, che dice: desidero esprimere la mia solidarietà, la mia vicinanza alla famiglia Marino, nutrendo la certezza che con la loro proverbiale forza e abnegazione per il lavoro, con l'aiuto e il sostegno della comunità imprenditoriale e non, possano rialzarsi e far sì che il Porticello possa al più presto tornare ad essere punto di riferimento della località Stazzone e della città tutta. E ci fermiamo adesso per la pubblicità e torniamo tra pochissimo. Adesso parliamo di Minosse. Si avvicina una forte ondata di calore che investirà anche Agrigento, l'allarme dei medici e anche qualche consiglio. C'è allarme degli esperti della Società Italiana di Medicina Ambientale per le ripercussioni del repentino rialzo delle temperature sul corpo umano a causa del caldo record che investirà da oggi la Sicilia, con la colonnina di mercurio che potrebbe raggiungere in settimana i 40 gradi ad Agrigento e Siracusa e 39 a Catania e Ragusa. Secondo i sanitari, l'ondata di calore rappresenta un serio pericolo per la salute, specie per soggetti più fragili come anziani, bambini e cittadini con patologie preesistenti. Di fatto, spiegano i medici, il caldo eccessivo determina problemi sanitari in quanto può alterare il sistema di regolazione della temperatura corporea e chiariscono che il corpo umano si raffredda attraverso la sudorazione, ma in determinate condizioni ambientali questo non è sufficiente. Una umidità eccessiva impedisce al sudore di evaporare. Con il calore corporeo che aumenta rapidamente può arrivare a danneggiare organi vitali e cervello. Temperature eccessivamente elevate possono provocare dunque disturbi come crampi, svenimenti, edemi, ma anche problemi gravi dalla congestione alla disidratazione, aggravando le condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti. Bere molta acqua, evitare di uscire nelle ore più calde e assumere tanta frutta e verdura sono comportamenti che possono aiutare a fronteggiare l'emergenza. 188 anni fa nasceva il Corpo dei Bersaglieri, una manifestazione in ricordo dell'evento è stata ospitata ad Agrigento al Giardino Botanico. Il Giardino Botanico ha ospitato la commemorazione del 188° anno della fondazione del Corpo dei Bersaglieri, avvenuta il 18 giugno del 1836 da parte del capitano dei Granatieri di Sardegna, Alessandro La Marmora. Alla cerimonia erano presenti le massime autorità locali. Si tratta di un corpo che dal momento della sua costituzione diede dinamismo al sistema delle battaglie dell'epoca, che non furono più statiche ma di movimento. La Marmora stabilì anche un decalogo di comportamento fisico e con il quale ha formato non solo soldati ma anche uomini. Da allora i bersaglieri hanno partecipato a tutto quello che è avvenuto sul territorio nazionale e non, presenti in tutte le guerre e le battaglie. Attualmente sono in 15 missioni internazionali e portano la loro professionalità alla tutela dei diritti umani, primo passo per il rafforzamento del tessuto sociale e delle istituzioni civili laddove sono mancate. Attenti! Onori al gonfalone del Libero Consorzio di Agrigento.
Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nell'ambito dei controlli svolti quotidianamente nell'area metropolitana per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti, hanno tratto in arresto un soggetto in flagranza di reato e sequestrato 4 armi da fuoco, tra cui una mitragliatrice e sostanze stupefacenti, in particolare baschi verdi impegnati nel servizio di vigilanza del territorio durante un pattugliamento del noto quartiere Villaggio Santa Rosalia, interessato spesso dallo svolgimento di attività antidroga da parte dei militari. Notavano un uomo allontanarsi frettolosamente alla vista dell'autovettura di servizio e decidevano repentinamente di sottoporlo a controllo. Il soggetto, un 21enne palermitano già conosciuto per precedenti penali in materia di spaccio di stupefacenti, veniva trovato in possesso di alcune dosi di hashish. Viste le circostanze, i finanzieri decidevano di effettuare una perquisizione presso la sua abitazione, dove venivano rinvenuti ulteriori involucri di sostanza stupefacente di tipo cocaina e crack per oltre 23 grammi. Nell'abitazione, oltre alla sostanza, la fruttosa attività delle fiamme gialle permetteva di scoprire un vero e proprio deposito di armi pronte all'uso, una pistola mitragliatrice di fabbricazione americana, classificata anche arma da guerra, una pistola semi-automatica calibro 45, 2 revolver Smith & Wesson calibro 32 e 38, il tutto dotato delle relative cartucce, 250 in tutto e 5 caricatori. Dai primi accertamenti eseguiti sulle armi emergeva come una delle pistole fosse stata oggetto di furto circa un anno fa in un'abitazione della città ai danni di un palermitano che la deteneva regolarmente. Inoltre su 2 revolver erano state abrase le matricole identificative al fine di renderne meno agevole l'identificazione e quindi la provenienza. L'uomo veniva quindi tratto in arresto, attualmente detenuto presso il carcere Pagliarelli. Responsabile dovrà rispondere di possesso di arma da guerra e più armi comuni da sparo e di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, crack, hashish. Le indagini proseguono per comprendere se le armi, probabilmente oggetto di furti, fossero detenute per la successiva vendita o piuttosto tenute a disposizione di organizzazioni criminali per commettere ulteriori reati. Riprendono le attività della Commissione Ponte con un confronto che lei da Presidente definisce fondamentale, importante, forse per la prima volta nella storia. I tecnici che si occupano del progetto dialogano con chi continua a dire no alla realizzazione dell'opera. Sì, in effetti è un incontro storico voluto dalla Commissione perché metterà proprio a confronto i tecnici dello Stretto, quelli che hanno fatto il progetto, i consulenti, con i tecnici critici che leggiamo in tutta Italia, a cui è stata prestata molta attenzione, per cui ci sarà la possibilità per questi di esternare la loro opinione, ma per la società dello Stretto anche di replicare. Fino a questo momento, da Presidente, se potesse tracciare un bilancio dei lavori realizzati, questo bilancio com'è? Positivo? Si aspettava qualcosa di più o ancora ci sono delle tematiche da approfondire? Abbiamo avuto poco tempo, da febbraio, anzi è stata una commissione a tratti pure molto intensa perché ci sono alcune sedute che non è facile organizzare, abbiamo avuto ospiti di livello mondiale e abbiamo anche organizzato delle sedute tecniche particolari. Abbiamo un po' toccato tutti gli argomenti, ci manca quello sindacale ancora della forza lavoro e il prossimo sarà anche un altro passo verso i sopralluoghi effettuati con i tecnici degli espropri e con i progettisti.
Intanto di questi giorni la notizia dell'inserimento del progetto del ponte, dell'approvazione del regolamento da parte del Consiglio dell'Unione Europea, questo inserimento ancora nel corridoio, no, che prevede proprio questo asse che parte dal nord Europa e arriva a Palermo. Insomma, si continua a lavorare anche se si registrano dei ritardi, perché dovrebbe arrivare a fine anno ora il progetto, prima si dovevano aprire i cantieri già in estate. Sempre dall'inizio io ho detto anche ai colleghi che l'unico ostacolo che avrebbe potuto comportare del ritardo o creare problemi più pesanti sarebbe stato senza dubbio quello dell'impatto ambientale. Il fatto che la commissione era pure scadenza è in corso di rinnovo ha determinato che la proroga è stata più lunga, però guardi, se io devo darle la sensazione dei contatti continui con la società dello Stretto, si va verso la realizzazione dell'opera. Il Sicilia Jazz Festival è una manifestazione voluta, promossa e organizzata proprio dall'assessorato al turismo, ma punta ancora più in alto, nel senso che vuole guardare al futuro, perché la Sicilia è terra di grande musica, cultura e soprattutto rivolto anche ai giovani. Assolutamente sì, crediamo molto in questo evento, siamo alla 4ª edizione, ogni anno un'emozione diversa, ogni anno tante novità, ogni anno però un filo conduttore che si è sempre mantenuto, e cioè quello di fare sistema, il coinvolgimento di tutti i conservatori siciliani, dell'Università di Palermo, del Comune di Palermo, ed ecco perché siamo arrivati, insomma abbiamo raggiunto veramente un'importanza incredibile con questo evento, perché si è saputo stare insieme. È un evento a cui tengo in maniera particolare perché oltre a mettere in risalto il grande patrimonio artistico-culturale che la Sicilia ha, che Palermo ha, perché i concerti sono svolti in palazzi storici del centro storico di Palermo, e non solo, perché quest'anno, come l'anno scorso, come gli altri anni, avremo dei concerti anche in altre destinazioni della Sicilia. Un altro obiettivo che mi sono prefissata e che ho trasferito agli altri, appunto quello di veicolare gli eventi in ogni luogo della Sicilia. La Sicilia è tutta meravigliosa, e per mettere in risalto quelle destinazioni ancora oggi definite fantasma, il metodo migliore è proprio quello di portare eventi di rilievo, eventi culturali importanti, e questo può essere definito assolutamente tale. Quest'anno 8 artisti di fama internazionale, quindi i nostri giovani musicisti si troveranno sul palco al fianco di questi nomi importanti, quindi penso per i nostri giovani è un'occasione davvero emozionante, un'occasione che nessuno di loro certamente vuole perdersi. Parlerei anche di un altro dato importante, novità di quest'anno, gli scambi culturali con Polonia, Olanda e Serbia, quindi un altro modo per arricchire di contenuto questo evento, e ovviamente le tante produzioni originali inedite del Sicilia Brass Group. I miei ringraziamenti vanno al maestro Garzia, senza di lui certamente tutto ciò non sarebbe stato possibile. È vero che è promosso dall'assessorato, ringrazio ovviamente tutto il lavoro che fa il mio assessorato rispetto a questo evento, ma la passione, la voglia di fare, il talento del maestro Garzia chiaramente sono di un livello assolutamente superiore, non potremmo rinunziare assolutamente. Spero di poter, insieme a lui chiaramente, poter strutturare questo evento anche in altre città siciliane, mi è stato chiesto, e quindi vorrei raggiungere quest'altro obiettivo. Lo abbiamo fatto in parte con i concerti che veicoliamo appunto in altri luoghi, ma strutturare un evento in altre città è cosa diversa, quindi spero di poter riuscire anche a raggiungere quest'altro obiettivo. Col lavoro di squadra sicuramente ce la possiamo fare. Il Sicilia Jazz Festival giunge al 4º anno, con grande forza, ma soprattutto con novità e peculiarità rispetto a tutti gli altri festival internazionali. Infatti è l'unico festival che esiste al mondo di produzione orchestrale. Il Sicilia Jazz Festival, grazie alla regione siciliana, è un festival di produzione dove la musica viene scritta, orchestrata, pensata, arrangiata ed eseguita a Palermo, spesso in esclusiva europea, talvolta in esclusiva mondiale,
e più frequentemente in esclusiva nazionale, come quasi tutti i concerti che si ascolteranno dal 23 giugno in poi al Teatro di Verdura. Quest'anno il festival ha una programmazione sempre più innovativa, particolare, che è rivolta non solamente alla musica internazionale ma anche a novità nazionali. Sì, parte la quarta edizione del Sicilia Jazz Festival e la programmazione è basata su diversi livelli. Abbiamo le star internazionali del jazz che tornano qui a Palermo per esibirsi con l'Orchestra Jazz Siciliana, delle prime assolute come Cory Henry, il ritorno di Veronica Swift, la prima assoluta di un nuovo progetto dei Take Six, e anche delle produzioni crossover come ad esempio Noemi e Arisa, dove misceliamo sonorità provenienti da altri linguaggi come il pop con le sonorità e la big band per creare nuovi linguaggi e avvicinare i giovani al teatro e all'orchestra della big band. Per il quarto anno di seguito il Conservatorio presente con i propri concerti al Sicilia Jazz Festival 2024. Noi siamo particolarmente lieti di essere presenti con una rappresentanza del nostro Dipartimento di Nuove Tecnologie e Nuovi Linguaggi, un dipartimento importante che opera da qualche decennio a Palermo. Siamo presenti con la sintesi, con quello che caratterizza il nostro impegno, cioè una rappresentanza costituita da studenti e docenti. Come dico sempre, non mi stancherò mai di ripeterlo, per noi la produzione è la conseguenza naturale di un impegno didattico proficuo. In questo contesto così prestigioso abbiamo la possibilità di esprimerci nel migliore dei modi. La presenza del Conservatorio ancora una volta è indice di grande impegno da parte non solamente dei vertici del Conservatorio ma anche dei docenti e degli studenti con progetti speciali. Sì, il Conservatorio Toscanini di Ribera anche quest'anno prenderà parte alla quarta edizione del Sicilia Jazz Festival con un gruppo abbastanza numeroso di docenti e studenti, circa 70 partecipanti che si alterneranno con le formazioni più disparate, dal classico trio al sestetto, e a concludere con un concerto della Big Band del Conservatorio Toscanini diretta dal maestro Giacomo Tantillo, e con un ospite d'eccezione parteciperà il trombonista peruviano Humberto Mesquita, che è un trombonista di grande talento che non vede l'ora di esibirsi con noi. Meritano anche una certa attenzione due concerti che si articoleranno nell'ambito del festival, un concerto che parte da un'idea del nostro docente di storia della musica jazz, il professor Gianmichele Taormina, dedicato a Max Bebop, e un concerto che in realtà è un progetto di laurea di due studenti del Toscanini, appena laureati e iscritti al biennio di specializzazione, in cui vengono rielaborati in chiave jazzistica canti tradizionali siciliani. E la cosa che mi preme anche dire è che questo concerto vede l'unione di due diverse anime del Conservatorio. Infatti sarà presente un quintetto jazz e un quartetto d'archi, oltre a un fisarmonicista. E la cosa mi riempie di gioia, perché in fondo la musica è condivisione, è armonia, è accordo. E termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, vi ricordiamo che la nostra informazione potete seguirla sul 93 alle ore 15, alle ore 20, alle 9 e poi in tutta Italia sul 268 delle Smart TV e ovunque nel mondo sul nostro sito www.televideoagrigento.tv. Arrivederci.